ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. In apertura un grave incidente sulla Palermo-Agrigento all'altezza di Misilmeri. Nello schianto sono rimasti coinvolti 3 mezzi, 2 auto e un pullman. Ad avere la peggio un 79enne estratto dalle lamiere della Opel Corsa, a bordo della quale si trovava al momento dell'impatto. Necessario un intervento dei vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre dall'abitacolo l'automobilista, successivamente soccorso dai sanitari del 118. Le sue condizioni sarebbero gravi. In base a quanto ricostruito, l'incidente sarebbe stato causato da un sorpasso. Sono stati chiesti 24 anni di carcere per Gaetano Rampello, poliziotto agrigentino in servizio a Catania, condannato per aver ucciso il figlio Gabriele. L'omicidio è avvenuto nel febbraio scorso in piazza Progresso, a Raffadali, in provincia di Agrigento, dove padre e figlio si erano dati appuntamento. Protagonisti di un rapporto complicato ormai da tempo, i due avrebbero discusso fin quando il poliziotto ha uscito la pistola, esplodendo 14 colpi contro il giovane. Sembra che la vittima poco prima avesse avanzato l'ennesima richiesta di denaro. A guidare il comune di Catania sarà il prefetto in pensione Piero Mattei fino alle prossime elezioni comunali che si terranno in primavera. La giunta regionale ha firmato il decreto di nomina per sostituire il commissario straordinario nominato mesi fa, Federico Portoghese, che non avrebbe avuto i requisiti per continuare il mandato affidatogli sempre dalla stessa giunta. E in chiusura il maltempo senza fine in Sicilia. Dopo giorni di pioggia insistente proseguono i rovesci che non intendono ancora dare tregua ai siciliani. Le temperature si mantengono basse e vicine allo zero, insieme a temporali e precipitazioni non mancherà nemmeno il freddo. Le previsioni saranno avverse per tutto il weekend. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo interessate le province di Catania, Messina ed Enna. Ed è tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti domani mattina alle ore 10. Buona serata.